Amici bellini, buongiorno, io mi sono svegliato da poco e ho gli occhi gonfi, ma per un motivo molto semplice. Ieri sono stato alzato in piedi tutta la notte, ho pianto alla fine, ho resistito finché ho potuto, poi ho pianto un pochino anche io. E poi ho cercato, sono onesto, ho cercato il Maradona di Kusturica online, non l'ho trovato, ma ho trovato su Netflix Maradona in Messico, che è una serie dove fa vedere la sua avventura da allenatore del Dorados, una squadra di seconda divisione, non ho capito bene, insomma una squadra veramente piccola. Comunque, ieri anche quella ve la consiglio di vedere, una storia emozionante che fa vedere proprio tutta la sua umanità. Ieri mi sono arrivati ovviamente migliaia di messaggi dove mi facevano vedere la fiera del fango che si è messa in moto, ma vorrei veramente non dare spazio a certi beceri tentativi di effimera notorietà, perché certi personaggi, di cui non faccio il nome, li avete visti sicuramente, quelli alla loro morte non se li piange nessuno, probabilmente nemmeno i parenti stretti. Ma al di là di questo, vi lascio con le parole di Nicola De Cornelis, lette da mio padre, un omaggio sentito, emozionato, e lo sentirete anche nella voce e anche in come è stato scritto, diverso dalle altre poesie di Nicola, e diversa anche l'interpretazione di mio padre. È letteralmente immarcabile. Se l'avete capito. Il tuo cuore, Diego. Il tuo cuore, Diego, ha smesso di battere ora. Il tuo cuore, Diego, ha finito di donarci quell'allegria, quella gioia che tutta Napoli accoglieva. Il tuo cuore, Diego, era il nostro cuore napoletano, solo nostro, tutto, fortemente nostro. Il tuo cuore, Diego, oggi ci tradisce e restiamo così paralizzati dal dolore, enorme come quella felicità che ci davi sempre e tutti i giorni e tutte le domeniche del nostro abbracciarci, che era il tuo abbracciare la città. Il tuo cuore, Diego, si ferma e con noi si ferma tutta la bellezza che eri, che eravamo. Il tuo cuore, Diego, ora lo portiamo con noi, sempre nel nostro cuore. Il tuo cuore, Diego, il tuo maledetto ed amato cuore, ci lascia come statue fatte di pianto ed amore, statue del ricordo che non muore mai, statue del tempo che attraverseremo col tuo cuore, Diego, il tuo cuore dentro di noi. Anche adesso, Diego, anche adesso che il tuo cuore è fermo, c'è qualcuno, qualche bestia feroce, che sul tuo cuore sputa le sue sentenze da miserabile moralista. E questa canaglia non merita il tuo cuore, è il ricordo che donasti a tutte le genti del sud, con le tue magie, le tue vittorie, che erano le nostre vittorie, le nostre incredule magie. Il tuo cuore, Diego, il tuo cuore bello e maledetto, è e resta il cuore di tutto il popolo che ti ama. E lo farà sempre. Tu, scugnizzo del popolo, tu, cuore del popolo, tu, Diego, tu e il tuo cuore che non morirà mai. E quindi, come vedete, questa è stata scritta di getto alla notizia della morte. Quindi fa riferimento al cuore che ha ceduto. E ancora prima che la macchina del fango si mettesse in moto da parte dei soliti noti, Nicola già intuiva e già sentiva quello che poi sarebbe successo. Di contro, se vi interessa a livello culturale sapere la persona, andare al di là del pregiudizio, delle solite frasi fatte, della narrativa che è stata spesa, perché? Perché Diego andava contro i potenti,
Diego andava contro la FIFA, Diego andava contro la solita macchina del potere e lo ha fatto fino in fondo. Mi facevano notare altri amici, non è stato dato lo stesso trattamento ad altri artisti mondiali, geni assoluti. Si faceva riferimento, che so, a Ray Charles, che figuriamoci, anche lui martoriato dalla droga, dalla dipendenza. Hendrix, Freddie Mercury, lo stesso George Best. Noi dobbiamo mettere Diego all'interno di questa categoria qua, di Van Gogh, di Caravaggio. Se non lo capite è inutile che io ve lo spieghi, perché se non ci arrivate non lo potrete mai capire. Però si andava anche oltre, con Diego si va anche oltre, perché di fronte ti trovi una persona generosa, una persona che nonostante la sua infinita grandezza ti faceva sentire suo pari. Andatevi a vedere quel documentario, e andatevi a vedere i documentari dove vedete veramente l'umanità. Se poi volete giudicare una persona perché aveva una malattia, una dipendenza è una malattia, a tutti gli effetti, chiedete a chiunque, dalle sostanze stupefacenti, fatelo pure. Al contempo giudicate anche i vostri amici, i vostri fratelli, i vostri cugini, i vostri genitori e i vostri figli, perché qua nessuno è esente dai difettucci della psiche umana e da un cuore troppo grande che non è riuscito a fermarsi in tempo. Ci sono le 10 frasi più iconiche che l'app OneFootball, che vi invito a scaricare in descrizione. Alcune di queste sono state citate nella mia live di ieri, altre le conosciamo tutti, ma ce ne sono tante altre lasciate fuori perché Diego non era mai banale. La prima, l'amore per il pallone. Se fossi a un matrimonio con un vestito bianco e all'improvviso piovesse un pallone infangato, lo stopperei di petto senza pensarci. Maradona su Messi. Vedere giocare Messi è meglio che fare sesso. Il calcio prima di ogni cosa. Voglio giocare anche se ho il menisco in pezzi. Chi è sempre prudente non arriva mai primo. Io intendo giocare e vincere. È una follia? Farò il pazzo per tutta la vita. La dipendenza. Mi dispiace, sento una profonda malinconia, soltanto questo. Non voglio più essere costretto a giocare anche quando non sono in grado, a farmi infiltrare di cortisone perché devo essere in campo per forza, per gli abbonamenti, per gli incassi, perché bisogna vincere a qualunque costo per lo scudetto o per la salvezza, perché in ogni partita ci si gioca la vita. A me gli psicologi stanno cercando di levarmi il vizio della cocaina, non quello di vivere. Il rapporto con la Chiesa. Sì, ho litigato col Papa, ci ho litigato perché sono stato in Vaticano e ho visto i tetti d'oro e dopo ho sentito il Papa dire che la Chiesa si preoccupava dei bambini poveri. Allora benditi il tetto, amico. Fai qualcosa. Questa è una cosa che l'abbiamo pensato tutti almeno una volta. E poi lui, con il Papa attuale, gli riconosce una diversa umanità. Maradona è la FIFA. Piuttosto che appartenere alla famiglia della FIFA preferisco essere orfano. Ed ecco perché poi viene insomma perseguitato anche in seguito dalla FIFA. La mano de Dios. Il primo gol, un poco con la cabeza de Maradona e un altro poco con la mano de Dios. Il secondo gol una meraviglia? Per favore, la sola meraviglia che conosco è Raquel Welch, di cui lascio un'immagine. Mamma mia. Che anche mai banale, non è mai banale. Poi voi pensate un attimo, la straordinarietà, no? Sì, il gol truffaldino si può attaccare per tutta la vita, ma come tu segni con la mano, sei antisportivo se segni con la mano. Eh sì. Come tanti altri, Del Piero che si tuffa, Del Piero è antisportivo, lo direste mai che Del Piero è antisportivo? Del Piero si tuffa e si prende un rigore che non c'è, lo ha fatto lui, lo hanno fatto i Van Basten, lo hanno fatto i Cruyff, lo hanno fatto tutti, giudicate Diego, e nella stessa partita lui fa il gol più bello di tutti i tempi,
perché quasi a dimostrare che, vabbè, scusate, non è giusto, mi rendo conto che non è giusto, adesso mi scarto tutta la squadra e segno di destro, o no, di sinistro cadente. Ma che importanza ha? Napoli nel cuore. Voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires. La fede. Io sono sinistro, tutto sinistro, di piede, di fede, di cervello. Sogno mondiale, in ultimo. Ho due sogni. Il primo è giocare un mondiale, il secondo è vincerlo. Insomma, queste sono alcune delle frasi più iconiche di Diego Maradona, ma poi c'è un bellissimo articolo, un trafiletto di Michele Serra, quindi tanto di cappello, che dice: se fossi napoletano, e ci fa capire un attimo nello specifico che cosa sta succedendo nel mondo. Incredibile quanta gente piange in televisione, sul web, al telefono, in giro per il mondo intero. Piangono i conduttori e i giornalisti, piange chi per lavoro spesso specula sul pianto degli altri, e ora la telecamera offre finalmente il suo. Perfino il vizio retorico tipico dell'informazione annega e scompare nel mare di lacrime che accompagna Maradona nell'oltretomba. Le lacrime non hanno la gravità o la banalità delle parole, le lacrime sono il corpo umano che parla per conto suo, senza bisogno di articolare parole. Per un giocatore di pallone, certo, per un giocatore di pallone. Lo sport è stato inventato apposta per dare vita materiale ai nostri sogni, al bisogno di eroi, di dei, nel senso greco, di gesti perfetti, di imprese ammirevoli, di vittoria che ci redime dalla mediocrità, dall'affanno, dalle miserie, e costruisce la nostra epoca di massa. Diego come Ettore, come Achille, come Enea? Beh, certo, Diego come Ettore, come Achille, come Enea. Perché era nato disgraziato, in un posto dove non c'è nulla. Ci sono stato e non c'è nulla, dice un giornalista bravo con gli occhi rossi. Un povero che diventa un dio. Non è abbastanza per farne un'icona planetaria, non è abbastanza per dire, come dice un bravo telecronista piangendo, lui ci sarà per sempre. Non fatevi troppe domande, voi che non amate il calcio o non lo capite, ed è vostro diritto. Perdonate a quei 5-6 miliardi di persone questo dolore così semplice, così unanime, così grande. Se fossi argentino avrei pianto tutta la notte, se fossi napoletano piangerei ancora adesso. E in questa chiosa c'è tutta l'intelligenza del buon Serra, che capisce l'identità e cosa ci ha legato a Diego, che va oltre il gesto del pallone, la vittoria, e la vendetta, e il combattere contro tutti e tutti, e toglierci l'immagine del pregiudizio, della pizza, del mandolino e della camorra, per arrivare a una Napoli che trionfa in Italia e in Europa, nel limite dell'impossibile, perché era il limite dell'impossibile. Quindi noi veramente dobbiamo dividere con gli argentini questo dolore, però, come ho letto anche nel gruppo Telegram da altri amici, non vi potete permettere, cioè il cordoglio sì, è giusto, chi lo capisce lo accettiamo, ma quelli che poi dicono oggi siamo un po' tutti napoletani, no, perché o siete napoletani sempre, quando ci dicono terroni, quando ci spalano merda in faccia, quando ci trattano con razzismo e con pregiudizio, o non lo siete mai. Non potete essere napoletani a convenienza quando vi va di partecipare al dolore nella fiera dell'egocentrismo, dove tutti dicono riposa in pace, ma ricordatevi di me che lo sto ricordando, perché questo poi è quelli che non se lo sono mai cagato in vita o lo hanno sempre distrutto di critiche per la vita privata, e poi oggi si vogliono innalzare e dire è il più grande di tutti, eccetera eccetera. Lo dovevate dire prima, adesso lo possiamo dire noi. Io ringrazio tutti quelli, al contempo, che nella live di ieri, molto sentita, molto commossa, hanno avuto una parola di saluto per Diego, di ammirazione, di rispetto, da parte di tutti, da tutti i tifosi. Inter, Milan, Juve, Roma, Lazio, Avellino, e lo so,
che chi ha scritto era sincero e da loro lo apprezzo. E se volete parlare della vita privata di un uomo, lo dovreste conoscere, dovreste averlo vissuto come amico e come persona. È inequivocabile vedere Diego che abbraccia chiunque, vedere Diego che aspetta ore e ore per firmare autografi, il più grande di tutti, con un'umiltà che è infinita, una generosità pazzesca. Quindi quando voi dite è un grande calciatore però come uomo, anche come uomo, soprattutto come uomo, come calciatore era un artista, era impossibile, sfidava le leggi della fisica, lo sappiamo, come uomo, soprattutto come uomo. Scegliere di andare in una squadra che non ha chance perché sta sempre dalla parte dei deboli e portarla in alto. La sua scelta anche di diventare allenatore di una squadra di Serie B messicana, perché ci credono, perché lui si mette in gioco e li porta ai playoff, li porta 2 volte in finale e poi perde in finale perché perde in finale, perché lui non è in campo a poter dare quel di più di sovrannaturale. Questo è. Ma andate a vedere questo documentario che è qualcosa di unico. È il Diego di un anno fa, di 2 anni fa, quindi è il Diego che ha ancora problemi, si vede, sia che ha problemi seri e cerca di lottare con questi problemi per la passione per il calcio e per dare a questa squadra di messicani un po' improvvisata quel di più che serve per vincere le partite. L'umanità. Vedrete l'umanità di quest'uomo in una cittadina che come Napoli è conosciuta per la droga. È incredibile. E i giornalisti che lo facevano una merda dicevano è andato là, ovviamente, perché così c'ha la droga a disposizione. Sarà la fine di Maradona. Tutto al contrario. La città della droga lo aiuta anche a sentirsi meglio. Fa trasferire l'ultimo figlio lì con lui, un figlio con bisogni speciali. Insomma, ragazzi, è inutile. A questo livello del video ci sono arrivati solamente quelli che amano me e quelli che amano Maradona oltre, quindi non mi dilungo e vi ringrazio per aver ascoltato fino alla fine. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ciao Diego, grazie Diego per tutto quello che hai fatto per noi e in generale per le persone che non erano alla tua altezza. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama Giveaway, da Brooklyn. Saverio Solito, non mi ricordo.